Dopo una stagione chiusa a 1000 all'ora, dopo un arrivo in volata che coinvolge addirittura 3 formazioni che nell'ultima giornata possono vincere il campionato, il Città di Messina al Santa Marina di Milazzo affronta la Folgore per cercare l'appuntamento con la storia. È il momento allora della formazione di mister Ardizzone che affronta quella di mister Cosimini. Città di Messina primo in classifica con 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, un linea di marcia impressionante per i giallorossi con 54 gol fatti e appena 7 subiti. Città di Messina che dopo il 14-0 contro la CR Messina è l'ultimo turno e a quota 53 punti in classifica. Di contro però la Folgore Milazzo deve assolutamente cercare di conquistare i 3 punti per agganciare la zona playoff, che è stata infatti tantissimo la sconfitta per 1-0 contro la Ionica della settimana scorsa, che ha compromesso una stagione sicuramente positiva per i gialloblu. Abbia la partita del signor Giovanni Saccà della sezione di Barcellona Pozzo di Cotto. Partiamo col film del primo tempo, terzo minuto, subito un calcio di punizione da parte di Arnone che mette dentro, Scarmato prova a liberarsi, va al tentativo deviato in calcio d'angolo da Rustica. Prima chance anche per il Città di Messina dall'altra parte, rimessa laterale di D'Angelo, Rizzo stoppa, poi la deviazione ancora Rizzo col mancino e il pallone è facile preda dell'estremo difensore Sottile al decimo, prova ad accendersi Gioele Guglielmo e qui salta col sombrero il diretto avversario, prende il fondo Guglielmo, si allunga il pallone e lo riesce ad allontanare in calcio d'angolo Mancuso. Ancora in avanti il Città di Messina con Aloisi che riceve il pallone, prova a farlo passare, la sfera arriva a Rizzo al limite dell'area, fa partire il destro, Sottile riesce a deviarla, Guglielmo non ci arriva, allontana la difesa della Folgore, continua ad attaccare il Città di Messina che adesso sembra aver preso in mano le redini del gioco. Cucè mette sul secondo palo, D'Angelo col colpo di testa la alza sopra la traversa, non riesce a sbloccarla la formazione di mister Ardizzone quando Guglielmo cerca in verticale una grande idea per Aloisi che va col destro, sfiora solamente il gol del vantaggio, la formazione peloridana, ma è un ottimo momento per il Città di Messina. Qui è proprio Aloisi che scappa la marcatura, prova a lanciare in avanti sul pallone, interviene Gioele Guglielmo che stoppa, favorisce Augliera al limite dell'area, Augliera fa partire il destro ed è il vantaggio del Città di Messina con Ciccio Augliera che trova il gol quando siamo esattamente al 19esimo di gioco. Può iniziare a far festa il Città di Messina, ma c'è ancora tantissimo tempo in questa partita e la Folgore è un avversario ostico fino a questo momento, però la decide Augliera in piena trans agonistica. Il presidente Loreta dall'altra parte attacca la Folgore Milazzo, pallone allontanato da Rustica sui piedi di un avversario, il tentativo alla fine di Arrera di poco sopra la traversa, era rimasto immobile Travaglia in questo caso. 22esimo calcio d'angolo per il Città di Messina, prova il tentativo Augliera dopo adellazione di Sottile e poi Rizzo non riesce a trovare il gol del possibile 0-2. Il Città di Messina al 23esimo, l'ultima chance del primo tempo è per la Folgore, Travaglia non ci arriva, deve allontanare così Peppe Rustica che evita il gol del pareggio. Duplice fischio al Santa Marina di Milazzo, il Città di Messina alle mani sul primo posto, ma occhio alla possibile reazione dei ragazzi di mister Cosimini che cercano la disperata i playoff. Rimessa laterale per il Città di Messina, pallone dentro, Mondello lo gira, Rizzo stoppa, va col destro, Rizzo piega le mani a Sottile ed è 0-2 per il Città di Messina dopo un minuto, proprio in apertura di ripresa il gol dei peloridani, lo segna il marcatore che non ti aspetti, lo segna Rosario Rizzo ed è fantastica la dedica del centrocampista delle Città di Messina che ha trovato il gol che potrebbe dare la tranquillità ai giallorossi da qui alla fine. Occhio per la reazione della Folgore Milazzo che prova subito a rendersi pericolosa, pallone in avanti per Scarmato che qui lotta con Lore sulla sfera, arriva il numero 9 della Folgore che va al tentativo deviato, alla fine la Malfa riesce a trovare il gol dell'1-2, gonfia la rete dopo la deviazione di Rapaglia, il giocatore della Folgore Milazzo si è avventato sulla sfera e ha trovato la rete che accorcia le distanze. Primo cambio in casa Città di Messina, uno scatenato Rizzo viene sostituito da Liotta, più offensivo adesso è Città di Messina quando c'è un calcio di punizione, pallone per Scarmato, riuscita di Rapaglia che mette la sfera in calcio d'angolo, pericolosissima la Folgore Milazzo che poco dopo sfiora e come il gol del pareggio, azione meravigliosa, Scarmato in area di rigore, Scarmato a centimetri dal gol del 2-2, stavolta sì che corre un brivido sulla schiena di Rapaglia perché il capocannoniere di questo girone per poco non trova il gol delle pari, esce proprio Augliera al suo posto, entra Galletta, il Città di Messina continua però a spingere, vuole trovare il gol che potrebbe chiudere la partita, calcio punizione di Cucè in area di rigore, si gira così Ciccio Aloisi ed è il gol del 3-1 del Città di Messina, ancora una volta Ciccio Aloisi dopo un lunghissimo infortunio è tornato nel finale di stagione e sta contribuendo alla vittoria di questo campionato, dedica verso Arison Guglielmo, cominciano a uscire i fumogeni
immagini, supporters del Città di Messina, entra Viola sul terreno di gioco, ancora il Città pericoloso, rimessa laterale, la sfera arriva a Liotta che entra in area di rigore e va col mancino. Liotta sottile, si ritrova il pallone in presa bassa, calcio munizione in casa Folgore sul Carmato e Arnone sul punto di battuta, parte il numero 10 alto sopra la traversa di Ravaglia. Siamo praticamente allo scadere di questa partita, continua a dare la carica Galletta che poco dopo avrà un calcio punizione dall'altra parte. Siamo ai 22 metri, Galletta col mancino, non la legge benissimo Sottile, ma non c'è più tempo al Santa Marina di Milazzo, è tempo di festeggiare per il Città di Messina che conquista il primo posto nel girone C del campionato Under 15 regionale, traguardo storico per la società del presidente Lorè. È stato un campionato bellissimo, complimenti anche a chi fino alla fine ha provato a conquistarlo, complimenti dunque all'Orsa Promosport, complimenti alla Ionia Calcio di Posto, ma questa volta in questa stagione ha strameritato il Città di Messina, primo praticamente per tutto il corso del torneo. Complimenti a mister Ardizzone, a tutto lo staff giallo-rosso, amici della Wisport, un cordiale saluto a Antonio Caroè che vi lascia alle immagini della festa e vi rimanda come sempre alla prossima.